benvenuti ad una nuova puntata di Vita di Fiume. Quest'oggi ci troviamo a Parma, nella sede centrale dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, per scoprire insieme quelle che sono le progettualità e le azioni messe in atto da questo ente. Per l'occasione insieme a noi c'è Alessandro Bratti, segretario generale, che ringraziamo dell'ospitalità. Iniziamo subito con l'analizzare un tema di rilevanza assolutamente nazionale, quindi la rinaturazione. Allora, qual è lo stato dei lavori su questo punto? La rinaturazione fa parte di un progetto che è considerato cosiddetto progetto bandiera del PNRR e quindi già fin dal 2020-2021 è stato presentato tutta la vasta gamma di progetti, una linea che riguardano i temi della transizione ecologica, all'interno dei quali appunto c'è il grande tema della biodiversità. È stato deciso che questo progetto complesso, che riguarda oltre 50 interventi che vengono realizzati sul fiume Po, con un obiettivo da un lato di rinaturalizzare, il che significa ricreare alcune condizioni diciamo originarie che il fiume aveva in origine, quindi cercando di in un qualche modo togliere dove è possibile tutti quegli interventi di artificializzazione che sono stati realizzati. Questo da un punto di vista idromorfologico. Da un altro punto di vista sostituire le diverse piante cosiddette invasive con delle piante più autoctone e non ultimo proprio questa grande piantumazione di alberi significa anche dare un contributo alla cosiddetta decarbonizzazione, cioè per il raggiungimento degli obiettivi delle diminuzioni di CO2 che a livello europeo la Commissione si è data. Quindi è un progetto che ha una sua grande complessità, che riguarda sostanzialmente tutto il bacino del fiume ed è proprio per questo che è considerato un progetto cosiddetto bandiera, quindi uno di quei progetti fondamentali che anche tra l'altro nella recente rinegoziazione che c'è stata sul PNRR non è stato addirittura messo in discussione, ma anzi è stato fortemente rilanciato. Ecco, quindi il cronoprogramma, che adesso ha avuto un punto di svolta notevole appunto con gli ultimi stanziamenti, che cosa prevede? Beh, il programma prevede tutta una serie di attività con dei lavori specifici sui diversi territori. Si inizia con un primo stralcio che riguarderà circa 5 interventi importanti che saranno anche degli interventi cosiddetti pilota da parte del soggetto attuatore, che ricordo è l'AIPO, cioè l'ex magistrato del Po, e prevede un primo step da raggiungere che è nel giugno del 2024. La tappa finale è quella del 2026, così come tutti i progetti del PNRR e di conseguenza bisogna ovviamente andare avanti a spron battuto, perché poi per come sono costruiti questi progetti, che sono l'uno legato agli altri, è evidente che uno stop o qualche problema che si potesse creare su questo progetto creerebbe poi un problema molto più generale a tutta l'attuazione del PNRR. Raccontiamo uno dei progetti più interessanti fra quelli promossi dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la riserva MAB UNESCO Po Grande, e ne parliamo con Ludovica Ramella che cura proprio questo progetto. E allora si lega naturalmente all'ambiente, alla biosfera, all'UNESCO, anche alla cittadinanza che ha un ruolo attivo, o meglio è invitata proprio a partecipare alla tutela dell'ecosistema. E allora ci spieghi di che cosa si tratta? La riserva MAB UNESCO Po Grande è un riconoscimento che questo territorio ha avuto nel 2019, comprende ben 3 regioni diverse, 8 province e 83 comuni che vanno dalla provincia di Pavia alla provincia di Rovigo. È un riconoscimento importantissimo all'interno del programma Man and Biosphere, Uomo Biosfera dell'UNESCO, dove si cerca un rapporto equilibrato tra l'uomo e l'ambiente in cui vive. All'interno di questo riconoscimento che può avvenire solo se all'interno di quest'area ci sono degli elementi di unicità al mondo. Ecco che all'interno del tratto centrale del fiume Po si è trovata questa unicità proprio nel legame strettissimo che c'è tra la popolazione e le genti del fiume Po e le aree rivierasche e questo ambiente fluviale che è veramente un unicum in tutto il mondo.
Facciamo qualche esempio di pratiche sostenibili, quindi che si possono mettere in atto per contribuire alla tutela quindi dell'ambiente. Sì, ecco, con questo riconoscimento si è cercato appunto di prendersi un impegno a partire da tutte le amministrazioni comunali che ne fanno parte, insieme agli enti coinvolti come Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, che fa da coordinatore. E uno degli esempi appunto di progetti sostenibili, appunto perché quest'area è un laboratorio a cielo aperto, è proprio quello ad esempio del trasporto intermodale, oppure dell'educazione al paesaggio e alla sostenibilità insieme ai giovani, che sono un elemento centrale all'interno della riserva della biosfera, o ancora le attività di ricerca insieme all'università, un'agricoltura sostenibile, un rapporto stretto anche con non solo i partner pubblici ma il partenariato privato, per esempio, per cercare delle forme che possano consentire appunto quello che è sempre stato nominato uno sviluppo sostenibile, ma che difficilmente si riesce a calare in attività concrete. Ecco, con la riserva MAB UNESCO Po Grande si cerca di fare questo. Ricordiamo che esiste anche un sito web dedicato appunto al Po Grande e quindi invito tutti quanti fossero interessati ad approfondire a seguirlo. Sempre dagli uffici dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po affrontiamo un tema di assoluto interesse per il pubblico, ossia la qualità dell'acqua, e dunque ne parliamo con Daniela Giuliano, che ringraziamo per la sua presenza. Qual è lo stato di salute del grande fiume? Allora, i quadri conoscitivi aggiornati che ci restituiscono le informazioni riguardo la qualità del fiume ci danno proprio l'informazione di un netto miglioramento dello stato nel corso di questi cicli di pianificazione. Ogni ciclo ha una durata sessennale e lo sforzo dell'Autorità di Bacino è proprio avere questi quadri conoscitivi aggiornati, integrati e volti a delle continue riletture anche con delle chiavi sempre nuove, anche alla luce delle nuove tematiche che emergono. Abbiamo quindi l'informazione di una qualità che è in miglioramento, già buona parte dei corpi idrici dei tratti di fiume sono già in uno stato sufficiente, parliamo di circa il 90% dei tratti già in uno stato sufficiente, dobbiamo arrivare a uno stato buono al 2027, lo stato chimico parliamo già del 60% dei corpi idrici che hanno già raggiunto gli obiettivi di qualità prefissi dalla normativa vigente. Lo sforzo, appunto, dicevo, è ancora quello di tendere ad aumentare queste percentuali, a garantire il costante e continuo miglioramento della qualità del fiume, anche proprio attraverso tutta una serie di progetti, di interventi, di studi e di ricerche che mettiamo in atto, volti a integrare e coordinare tutte le azioni e tutte le politiche ambientali, tutte le politiche di tutela dell'ambiente. Stiamo facendo, soprattutto per quanto riguarda il fiume, numerosi sforzi per quanto riguarda il contrasto del problema dei carichi di azoto. Sappiamo che questo territorio ha una forte vocazione agricola ed è fortemente antropizzato, quindi sotto, diciamo, il riflettore in questo momento, per andare ancora a migliorare e ad identificare le azioni più importanti da fare, abbiamo appunto proprio quella di contrastare e di ridurre in qualche modo la pressione da agricoltura, quindi con i carichi d'azoto. Sforzi si stanno facendo anche per quanto riguarda la ricerca e l'analisi della situazione delle acque, per quanto riguarda la presenza sia di
dei nuovi inquinanti emergenti e di microplastiche. Per quanto riguarda le macroplastiche abbiamo già delle ottime notizie, abbiamo visto che la situazione, la presenza di macroplastiche nel fiume non è per nulla allarmante, quindi vuol dire che comunque c'è stata già una politica virtuosa per il riciclo dei rifiuti. Quindi gli sforzi coordinati anche con le ARPA, le agenzie regionali, con le regioni stesse, con le università e gli istituti di ricerca sono proprio volti a costruire una rete che possa garantire sempre maggiori studi volti alla identificazione e risoluzione appunto dei problemi e raggiungere una qualità sempre maggiore delle acque.